Io adesso mi trovo a Megara Iblea, nei pressi di Augusta, in provincia di Siracusa. Città fondata nel 728 a.C. dai greci provenienti da Megara, la sua fondazione non fu affatto facile. I coloni, capeggiati da Lamis, si recarono inizialmente a Leontinoi, ma furono cacciati. Si recarono dunque a Trotilon, l'odierna Brucoli, dopodiché a Thapsos, ed infine chiesero al re dei Siculi Iblon, sui monti Iblei, un territorio dove poter edificare una città. Così nacque Megara Iblea, toponimo indicante l'origine greca dell'abitato e il riferimento al re Iblon, e fu edificata presso la foce del fiume Cantera, l'antico Alabon. Distrutta nel 483 a.C. dal tiranno di Siracusa Gelone, fu per 150 anni lasciata disabitata. Fu ricostruita nel 340 a.C. da Timoleonte, in una forma però più piccola rispetto a quella arcaica. La vita della nuova Megara fu tuttavia alquanto breve. Nel 214 a.C. furono costruite di fretta le nuove mura difensive della città, ma ciò nonostante Megara fu saccheggiata e distrutta dai Romani capeggiati dal console Marcello, che muoveva guerra verso Siracusa, la quale si arrese dopo 2 anni di assedio. Area archeologica di rilevante importanza per lo studio dell'antica civiltà greca, all'interno di essa si possono ammirare i resti degli abitati e delle botteghe, disposte su strade parallele talvolta tagliate da una strada trasversale. Si presuppone che a ogni colono fu affidato un lotto abitativo di forma quadrata o rettangolare, dove era presente un cortile comune, all'interno del quale spesso era presente un pozzo per la raccolta dell'acqua potabile. Sfruttando la posizione geografica, aperta a scambi commerciali, i megaresi importavano le ceramiche provenienti dalla Grecia in cambio dei prodotti che la loro terra poteva offrire, come per esempio cereali, formaggi e miele. La città arcaica aveva un'estensione di 1 chilometro di lunghezza per 1 chilometro di larghezza ed era percorsa da una cinta muraria alternata da torri semicircolari e da delle porte d'accesso. Al di fuori di essa si può ammirare la necropoli, dove sono presenti svariati sarcofagi in pietra e dove sono stati rinvenuti monumenti come il Kuros e la famosa Kurotropos, esposti al Museo Paolo Orsi di Siracusa. Proseguendo si può passeggiare sull'antica agorà, percorsa da un porticato, una stoa, di cui sono ancora visibili gli incavi delle colonne. La posizione dell'agorà non era centrale, ma permetteva di collegare le diverse aree della città. Nei pressi dell'agorà vi è anche un Eron, costituito da fossette votive, riguardo il quale vi è chi pensa fosse dedicato a Lamis, pioniere della spedizione morto a Thapsos prima della fondazione di Megara. Vi è invece chi sostiene che era dedicato a ciascun parente della prima generazione che aveva concesso quel terreno in Sicilia alle generazioni successive. Vi è anche un santuario ellenistico con delle pietre disposte a semicerchio che danno su una stanza dall'ingresso monumentale. Non molto lontano da esso vi è anche una palestra ellenistica costruita presso ciò che rimane di un tempio arcaico. Superando la piazza vi sono inoltre i resti di un tempietto ellenistico, andato distrutto dai Romani nel 214 a.C. Del tempio, forse dedicato ad Afrodite, sono rimasti alcuni architravi e alcuni fregi decorati con estrema cura. Interessante anche il Pritaneo, il cuore della vita politica della città, o i resti delle terme ellenistiche, di cui sono visibili il pavimento, decorato in cocciapesto con ceramica bianca, delle calanette per defluire l'acqua e dei forni dove veniva scaldata l'acqua per i clienti. Del passaggio romano c'è rimasto poco, una bottega metallurgica e una villa romana con annesso bagno termale, dove a caratteri greci è inciso sul pavimento il nome del proprietario, Gneo Modio. Vi verrebbe da chiedervi, ma perché Megara Iblea è così importante? L'importanza storica e archeologica sta nel fatto che l'area non fu caratterizzata da continui rimaneggiamenti o da una continuità abitativa, e questo ha messo di fronte agli archeologi un'immagine fedele delle antiche città greche, sotto il punto di vista dell'organizzazione urbana e sociale. A tal proposito, Megara Iblea è stata definita come la Pompei siciliana e, piccola curiosità, assieme a Selinunte è la città che ci ha dato più ritrovamenti archeologici. Ciao!